Ben ritrovati amici sportivi, un saluto da Claudio Costanzo che dal campo comunale Santa Domenica di Vittoria a 1080 metri di altezza è pronto a raccontarvi della seconda giornata del campionato di prima categoria siciliana. Per il girone si affrontavano il Santa Domenica di Vittoria e l'Atletico Messina di mister Caruso, reduci dalla prima vittoria stagionale maturata tra le mura amiche al campo Marullo di Bisconte per 2-0 sul Città di Villafranca. Padroni di casa del Santa Domenica di Vittoria che invece bagnato il loro esordio nel campionato di prima categoria con un pari sul campo del Laci di Catena Calcio, decide di disporsi con un modulo ad albero di Natale mister Caruso che vede Terranova tra i pali, linea 4 con Calapai, Sfameni, Bonsignore e Lo Nostro, a centrocampo Cenci, Rizzo e Morabido, con Bonanno e La Vecchia dietro l'unica punta calarco. Dall'altro lato il Santa Domenica di Vittoria risponde con Polito tra i pali, col 2 Carmeni, Spartà, Parrinello, Spitaleri, Romano, Montella, Cala, Caserta, Bonaccorso e Modica. Possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto nel rettangolo di gioco con l'Atletico Messina che inaugura il completo rosso con inserti bianco e blu e attaccherà da sinistra verso destra. Completo giallo per i padroni di casa con inserti blu. La prima occasione è questo tentativo di La Vecchia che cerca di imbeccare Bonanno, di un soffio lungo il suo tentativo. Ancora La Vecchia che riesce con un buon pressing a rubare palla agli avversari. Calarco sciupa tutto con questo mancino alle ortiche. Dall'altro lato il Santa Domenica di Vittoria punge alla prima occasione, salta netto il diretto avversario Carapai, mette in mezzo l'esterno della formazione locale, arriva Caserta che porta in vantaggio i suoi. Santa Domenica di Vittoria che passa in vantaggio grazie a questa azione che vede Caserta tutto solo nel cuore dell'area di rigore concludere a rete. Risponde dall'altro lato l'Atletico Messina con questo tentativo di Rizzo che prova a scodellare il pallone dentro. Vede un tocco di mano in barriera il direttore di gara che indica il dischetto, ammonisce il giocatore in barriera, reo di aver alzato un po' troppo il gomito. È stato Romano, dal dischetto sembra andare La Vecchia. Calarco gli cerca il pallone, il numero 12 glielo cede, allora prova Calarco ma calcia addosso a Polito. Sciupa una chance importantissima per i suoi, episodio chiave della partita. Qui prova Cenci a dare verve agli attacchi dell'Atletico Messina con questa azione personale, ma il Santa Domenica di Vittoria a creare le occasioni più pericolose qui con questo tentativo alla distanza sull'alleggerimento della difesa dell'Atletico Messina. Piove anche sul bagnato in casa biancazzurra con Calapai che si fa male. Al suo posto entra Nico Cia, verrà spostato sul binario destro Lo Nostro quando sul finale del primo tempo ci prova Bonanno dalla distanza dopo un ottimo dai e vai tra le linee scambiato con Calarco. Terminerà così la prima frazione di gioco, squadre a riposo sull'1-0 e Caserta a portare la firma dell'1-0 quando possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto nella ripresa. Entra Pagliaro al posto di Sfamene e si dispone con un più offensivo 4-3-1-2 mister Caruso che prova subito a sortire gli effetti sperati in questo pallone messo dentro addirittura da Bonsignore. Prova a staccare Bonanno, il suo tentativo però di testa si spegne al lato. Santa Domenica di Vittoria che però ha un'altra occasione con questa palla in verticale, cade Morabido, travolge l'avversario, indica per la seconda volta il dischetto il direttore di gara. Si lamenta Morabido per aver subito questa manata dall'attaccante avversario prima di essergli franato addosso. Vede solo il secondo tocco il direttore di gara. Alla battuta andrà Caserta che all'occasione di firmare la sua doppietta dovrà abbandonare il campo il numero 88 dell'Atletico Messina per doppio giallo. Caserta non sbaglia, fredda Terranova per la seconda volta. Raddoppio clamoroso del Santa Domenica di Vittoria. Ora l'Atletico Messina si trova sotto di 2 gol e di un uomo. Soffre come la formazione di mister Caruso. Qui ci deve mettere una pezza Terranova sul tentativo aereo dell'attaccante della formazione locale. Proverà coi calci piazzato dall'altro lato la formazione del presidente Baldari a rendersi pericoloso. Ci prova qui Rizzo dalla distanza, ci mette i pugni Polito e alleggerisce in corner. Atletico Messina che prova a trovare il bando della matassa, ma il Santa Domenica di Vittoria ancora una volta ad avere un'occasione importante con questo destro che però risulta centrale. Prova a correre di pari Caruso
con Bonanno che prende il posto di Cenci, va a posizionarsi come playmaker basso. Qui intanto anche un'incomprensione della difesa biancazzurra, libera Caserta a tu per tu con Terranova che per la terza volta gonfia la rete. Tripudio per il numero 9 della formazione casalinga, che per la terza volta ha battuto Terranova. E notte fonda per l'Atletico Messina, che quest'oggi non è sembrata all'altezza dei nomi dei giocatori che sono scesi in campo, complice anche un terreno di gioco molto difficile. Qui ci proverà ancora una volta alla distanza Pagliaro con questo rasoiata mancina. Sfortunata anche la formazione di mister Caruso, quelle poche volte che si è avvicinata alla porta di Polito non è mai riuscita a trovare il guizzo giusto. Qui abbandona il campo anche la Vecchia per far spazio a Insana. Nel finale ci prova ancora Rizzo con questo tentativo dalla distanza, allarga le braccia il numero 16 dell'Atletico di Messina, quando dall'altro lato torna in avanti la formazione locale che ha un'altra occasione, questa volta spara alto sulla porta di Terranova. Sono 4 i minuti di recupero assegnati al direttore di gara. Il pallone della speranza per l'Atletico Messina e quello scodellato dentro da Bonanno che cerca quantomeno il gol della Bandiera. Rizzo sul secondo palo non riesce a indirizzare verso la porta di Polito. Atletico Messina che paga anche le tante assenze per infortunio. Fin qui dovrà soccombere alla formazione del Santa Domenica di Vittoria. Infatti di lì a poco arriverà il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la fine dei giochi, e la formazione del Santa Domenica di Vittoria a portare a casa i 3 punti. Finisce 3-0, tripletta di Caserta, tutto da rifare per mister Caruso dopo la prima giornata. Anche per quest'oggi a Claudio Costanzo è tutto, vi ringraziamo e alla prossima.